Sportivi siciliani, ben ritrovati ancora una volta con la puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in onda come al solito la domenica a partire dalle ore 19 in diretta sino alle 21. Siamo in replica poi anche il lunedì sera a partire dalle 23:30, naturalmente su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. Puntata numero 26, stagione che volge al termine, oggi ennesimi risultati finali per quanto riguarda i playoff e i playout, e ci stiamo tutti preparando naturalmente per l'evento di giorno 3 a Enna, per un appuntamento importantissimo del calcio dilettantistico, ovvero il galà dei Penalty Awards. Domenica 26 verranno presentate tutte le nomination e quindi conosceremo chi gareggerà per essere eletto miglior atleta, migliore dirigente, miglior allenatore per le varie categorie. Vado subito a presentare i nostri due ospiti che ci daranno compagnia in questa puntata di Penalty. Iniziamo con il direttore generale dell'Icata Calcio, Claudio Cammarata, che ritrovo sempre in perfetta forma. Buonasera, Tra l'altro reduce da Corri Catania, come hai fatto a correre tutti questi chilometri? Tanto, devo dire. Quindi hai fatto una passeggiata? Ho fatto una sorta di camminata veloce. Ti è piaciuta però questa cosa? Un grandissimo La faccio da successo. sempre, tranne quando mi è capitato per questioni di lavoro di non esserci. È un grande successo Ogni questa volta che ho Corri potuto l'ho Catania. fatta, sì. Bene, sì, sono veramente contento. piacevole. In che posizione sei arrivato? Terzo, sto scherzando. Terzo a partire da Non ho dove? idea, non ho idea. Non hai idea, però Non ho l'importante era partecipare, Non ho perché poi idea, c'è certo. un fine chiaramente benefico. Complimenti, perché Figurati. insomma la stagione dell'Icata è andata strabene, adesso la racconteremo insieme alle tue belle esperienze. Altro ospite, un ospite importante, l'allenatore della città di Scordia, Natale Serafino, che insomma anche lui ritrovo dopo qualche mesetto. Ciao Natale, ben trovato. Buonasera, grazie sempre a te dell'invito, sempre felice di essere qui. Grazie, gentilissimo. Anche se quest'anno sono stato un po' assente È vero, però che stagione è stata? Così una battuta veloce, poi approfondiremo chiaramente la stagione della Scordia. È stata una stagione difficile perché era il campionato difficile. Sì. Secondo me Troppe squadre il in vetta. campionato più difficile negli ultimi anni, il girone B di quest'anno. E tu l'hai vinto quel girone, insomma, sai benissimo che spesso e volentieri abbiamo fatto bene qualche è anno sempre fa. molto difficile. Sì, Ma assolutamente ti ho sì. visto stanco nelle ultime insomma, dichiarazioni, evidentemente è Ma- stata una stagione logorante. Più che stanco, un po' provato, perché è stato, come ho detto poco fa, un anno molto difficile, travagliato sotto tutti i punti di vista. Un campionato difficile e soprattutto difficile per mantenere la categoria. Devi pensare che una squadra come la San Pio, che tecnicamente ha a livello di organico importante, Ha fatto i play-out, quindi da lì si racchiude tutto quello È che è vero. il campionato. Sono assolutamente d'accordo, tra poco ci racconterai comunque in genere tutto questo girone B che ha regalato la vittoria finale alla Marina di Ragusa. Partiamo dalla Serie D, lo facciamo intanto dando uno sguardo velocissimo alla classifica che chiaramente ha decretato ormai da parecchio tempo il Bari vincitore assoluto con 78 punti, poi Turris, Marsala, Portice e Castrovillari che sono andati ai playoff in prospettiva Lega Pro, e poi per quanto riguarda i playout San Cataldese, Città di Messina, Locri e Roccella. Per quanto riguarda il discorso dei playout, sottolineiamo purtroppo una domenica negativa per la squadra di San Cataldo, San Cataldese che perde in casa 3-2 contro il Roccella, pertanto Roccella che salva la categoria, mentre invece ottima partita vittoriosa del Città di Messina 2-0 nei confronti dell'Ocri, pertanto Città di Messina da neopromossa che si conferma per la prossima stagione nel campionato di Serie D. Parliamo subito però del Città di Messina e lo voglio fare con il nostro Claudio Cammarata. Neopromossa, all'inizio insomma la davano assolutamente pericolante immediatamente, invece poi punto su punto ha conquistato i playout e adesso con la migliore posizione insomma nei confronti dell'Ocri ha addirittura vinto lo scontro della partita, quindi doppio merito per questa società che all'inizio sembrava un po' smarrita in questa categoria. Claudio poi ha dimostrato che con l'impegno, con la voglia di aggrapparsi a tutto, la categoria si poteva anche salvare e infatti ci sono riusciti. Sì, è stato un campionato nel suo complesso estremamente equilibrato. Se vedete il livello di punti che hanno le squadre arrivate seste, settime e chi è arrivata sest'ultima, non è così ampia la forbice. Il loro campionato l'hanno vinto andandosi a posizionare
giornata dopo giornata, Certo. in una collocazione di classifica tale da potersi avere poi permettere due risultati di andarsi su a tre. fare due risultati su 3 e a casa propria. E ovviamente non mi ha sorpreso nessuno dei risultati di oggi. Sapevo appunto che il Marsala aveva vinto 2-1, Sì, il Marsala pensavo, aveva vinto 2-1. pensavo di avere un'informazione diversa. Nessuno dei 4 risultati che hanno coinvolto le squadre del girone più meridionale Sì. della Serie D. E il prossimo anno mi ha si sorpreso. presenta ancora più intenso E il l'anno fatto prossimo di Sicilia. ci siamo almeno noi del Licata, il Marina di Ragusa, Ragusa e potenzialmente anche che potrebbe chi salire uscirà fuori dall'eccellenza. dai playoff di eccellenza. Cosa ti è piaciuto di questa Serie D? Perché a parte il Bari che insomma ha fatto un campionato per conto suo, forse un po' la delusione aciliale, un po' la sorpresa Marsala, perché insomma nessuno aveva preventivato una stagione così a Marsala. Allora, il Marsala ha mantenuto fondamentalmente lo zoccolo duro della squadra che ha vinto il campionato scorso precedendoci a Licata. Gli abbiamo fatto già i complimenti l'anno scorso, ogni volta che ho avuto l'occasione glieli ho rinnovati. Hanno messo in campo una squadra tosta con le loro caratteristiche, con le giuste motivazioni. Credo, da quello che leggo, perché ovviamente non essendo addentro non puoi giudicare al 100%, Certo. anche un qualche problemino economico, ma tutti hanno fatto quadrato, È vero, tutti è vero, hanno mirato al bene comune e personale arrivando insieme all'obiettivo. Anche perché sappiamo che Marsala è una piazza troppo importante, cioè ha fatto la Lega Pro per tantissimi anni e smarirsi soltanto per problemi economici sarebbe stata una cosa negativa. Marsala ha pagato questo dualismo con l'altro Marsala, cosa che capita in tantissimi Certo, paesi e certo. faccio fatica a spiegarmi nella propria generalità, poi ovviamente nelle singole. Dove ci può sono- arrivare adesso in prospettiva? Allora, questo campionato è stato un campionato assolutamente strano, perché nel momento in cui è stato inserito il Bari, nessuno è Ha andato a investito. fare investimenti, perché avrebbe al massimo speso tanto per arrivare seconda. È vero. La competizione finale dei playoff è sempre mirata a un raggiungimento, a un inserimento in una ipotetica griglia Sì. che potrebbe non servirti a nulla. È vero. Per cui, fra l'altro, mi pare le politiche gestionali della Serie C sono di non procedere al ripescaggio. E quindi, una follia, lottare insomma, per un ripescaggio che non ci sarà. Però partite è giusto. inutili secondo me. Inutili mai, perché comunque oggi tutti gli addetti ai lavori stanno... Certo, vedevi un po' di Io stesso, come atleti. tanti altri colleghi, allenatori e dirigenti, che la domenica siamo ovviamente impegnati con le nostre squadre, sfido chiunque ad aver mai visto dal campo, che è quello che ti dà il vero polso Chiaro. delle partite di D, se non inseguendo l'anticipo. Io ho visto qualche settimana fa Ma soltanto perché era già finito il vostro campionato? un Troina Bari, no, di giovedì 18, quello proprio pre-pasquale. infrasettimanale. Ma era una partita particolare dove il Troina aveva un obiettivo solo di prestigio, il Bari lo vinse quel giorno. Hai ma sempre questo Troina nel cuore però, Claudio. diciamo che, dico sempre, ho Sappiamo passato, benissimo, ho insomma, il passato passato dai da miei, calciatore e anche dai il miei passato 18 da- ai 24 anni, da dirigente. addirittura la gente pensava io fossi di Troina perché un calciatore gioca 6 anni è vero, nella stessa squadra dilettanti. Guarda che l'ho pensato pure io, ma c'è stato un tantissimo, momento in cui l'ho tantissimo. pensato pure io. Ho giocato 6 anni nel Troina, quindi comunque la gente mi abbinava. Poi infatti Troina è stato anche quell'episodio della mia carriera professionale, nel momento in cui comunque tu fai 25 anni di professionismo con 8 di A, arriva la mazzata Calarsi poi arriva la nella mazzata di realtà. treni del gol, fai fatica. Io il primo Certo. anno, dico sempre, io con grande rispetto ho rifiutato Siracusa, Sì. perché comunque volevo, mi chiamavano Cutrufo, Simona Marletta, mia collega da anni al Catania, perché ancora mi volevo guardare attorno. Io sono andato nei dilettanti, ovviamente sono dilettanti particolari perché non c'è più la C2, era una quindi i piazza campionati di grande di eccellenza e D sono potenzialità. ormai importanti. Ma io sono andato a Troina perché a Troina, avendoci giocato 6 anni, ci sono almeno 50 ragazzi della mia età con cui sei stato compagno di squadra, E quindi in una realtà così avevi piccola un riferimento. ho un grosso riferimento in quel Infatti. paese. Avete fatto un mezzo miracolo. Abbiamo fatto un comunque anche lì, campionatone a campionatone Troina, bellissimo. si sono consolidati in questi anni con ottimi risultati Sì. e poi da lì mi è arrivata la chiamata allicata, quindi comunque evidentemente ogni cosa ha un senso. E ti fermo perché insomma poi delicata Certo, parleremo certo. nei dettagli, perché voglio parlare adesso con Natale invece con un riferimento particolare alla CR Messina. Travagliatissima stagione, sembrava veramente allo sbando, hanno resettato il presidente con il suo entourage, ha pure anche cambiato allenatore nella parte finale, hanno insomma fatto sì che questa stagione venisse salvata, addirittura con la ciliegina di una finale di Coppa Italia.
che potrebbe, dico potrebbe, insomma, agganciare il treno Lega Pro, però anche in questo caso c'è un punto interrogativo. Tra l'altro con la speranza da parte di molti tifosi messinesi di vedere anche una nuova proprietà. Insomma, una stagione così io penso che non l'abbia mai vissuta nessuno. No, ma assolutamente sì, loro hanno pagato un po' lo scotto di questi problemi societari, di queste trattative tra nuove proprietà, nuove cordate e quant'altro, però diciamo che la fortuna di quella società è che hanno richiamato mister Infantino, secondo me hanno fatto la cosa più giusta per portare in salvo questa squadra anticipatamente. Anche il direttore Ferrigno l'hanno chiamato, richiamato Ferrigno, e questo mettere qualità. Mi vengono dei dubbi, cioè tu vuoi sulla carta, almeno queste sono le voci, vendere la società, ma richiami e resetti tutto lo staff tecnico organizzativo. Mi faccio una domanda e cerco di dargli una risposta, ma non ci riesco. Io non conosco di persona il presidente, ma so per sentito dire che è una persona ambiziosa. Molto ambiziosa, quindi, ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente. Come tutti i presidenti ambiziosi, non pensano che si fermano lì quindi ad avere... secondo me rinunceranno a questa potenziale offerta ultima che era abbastanza consistente. Questo non te lo so dire, però io credo che conoscendo così per sentito dire il presidente, penso che punterà e rilancerà. Secondo me sì. Sperando in una possibile, insomma, situazione di ripescaggio che potrebbe... Ma guarda, Messina stiamo parlando di una situazione che sicuramente non c'entra niente con questa categoria. Lo sappiamo, assolutamente, quindi sappiamo. Per società, per piazza, insomma, per ambizioni, per quello che sono il passato, i trascorsi, i campionati e il seguito. Sappiamo sappiamo benissimo che insomma Messina, e qui Claudio me lo insegna perché insomma ha vissuto anche campionati professionistici di grande qualità e quantità, sappiamo benissimo che il seguito del Messina è insomma possente. Abbiamo fatto dei derby di Serie A infatti, e sappiamo benissimo che cosa succedeva. quali sono i margini e le potenzialità di una città come Messina. Certo. Comunque, ritornando a Città di Messina, sono contento che sono salvati sia Città di Messina che la San Galatese, perché aumentano il numero delle squadre siciliane anche per la prossima stagione. Conoscendo il presidente della Città di Messina, la società, sono felice perché so quanti sacrifici fanno e cosa riescono a mettere per portare avanti. Ci stuzzica una Serie D la prossima stagione, perché credo che saranno in molti a volerla vincere, Claudio, Natale. Credo che il prossimo anno sarà una Serie D interessantissima con una grande maggioranza delle squadre siciliane. Oggi a organico cristallizzato, quindi senza ovviamente avere le capacità di poter ipotizzare il futuro. Teoricamente ci sono almeno 9 squadre che hanno mantenuto il diritto, 9 su 18 sono un numero importante. Oggi parlare di chi va a vincere il campionato prossimo è una follia. È chiaro, tutti cercheremo di essere più competitivi possibile. Poi se domani mettono in Serie D una blasonata e te la inseriscono nel girone, fanno un nuovo caso Bari. Infatti, io non so se l'Avellino cosa ha fatto, non ha vinto penso il campionato l'Avellino, no? Non abbiamo seguito deve fare i playoff, quindi se questi playoff non servono a niente, sicuramente l'Avellino di averlo nel nostro girone, allora lì anche di nuovo una situazione. È un'altra società. Anche se questa è una cosa strana, perché Bari non doveva essere in questo girone. Sappiamo tutti. Probabilmente sarebbero capitati nello stesso girone Bari e Avellino, quindi forse li hanno voluti proteggere. Anche sin troppo, direi, rovinando magari una stagione a molte squadre siciliane. Questo sicuramente. Allora, parliamo adesso del campionato di eccellenza, uno sguardo subito alla classifica per quanto riguarda il girone A, che come tutti ben sanno è stato vinto in maniera meravigliosa dalla squadra appunto guidata da Campanella. Prima di vedere comunque la schermata della classifica, Claudio, tu sei stato un protagonista assoluto in questa stagione. Qual è stato il momento dove tu hai compreso che effettivamente il campionato era vinto? Allora, innanzitutto modifico la portata di quello che hai detto, perché è giusto che sia così, non perché voglia puntualizzare qualcosa in particolare. È stato un protagonista la società. È stato un protagonista Enrico Massimino, è stato un protagonista il presidente nominale che è Danilo Scimonelli, è stato un protagonista Giovanni Campanella, diciamo abbiamo fatto un lavoro egregio.
quindi mi sento ovviamente di condividere con tutti, dai vertici dello staff ai magazzinieri, qualsiasi attimo abbiamo vissuto quest'anno. Devo dire che, forse una ripetizione di qualcosa che ho detto nell'arco dell'anno, io considero le stagioni dal momento in cui inizia la settimana del campionato, sia per avere fatto la Serie A che da dirigente, che per avere fatto il calciatore di livello infimo nelle categorie dilettantistiche. Fino alla giornata prima, quando fai la Coppa Italia, ancora stai scherzando o quasi, ti stai misurando, la settimana che comincia il campionato tu lo capisci nell'aria dello spogliatoio, appena è martedì e comincia. Ragazzi, questa è la settimana che sta iniziando il campionato, non devi nemmeno dirlo, lo vivi. E lì incominci a percepire. E lì lo percepisci. Noi avevamo fatto il doppio turno di Coppa Italia col Canicattì. Siamo usciti per il gol in trasferta valeva doppio, Sì, con 2 pareggi che ci hanno lasciato un po' di amaro in bocca. Un po' di amaro in bocca. Siamo partiti benissimo vincendo 3 gare, poi abbiamo perso a Canicattì per un episodio al quale facevo riferimento in pre-trasmissione con l'amico Natale, perché ormai uno degli elementi che interviene sul campo di calcio per fermarti è anche la minaccia o l'esecuzione vera di Daspo, e noi a Canicattì abbiamo perso per questo. Quando abbiamo giocato col Canicattì, che poi un pochino mi ha fatto ricredere perché ha fatto una stagione strepitosa, io in quel momento ho detto... Non hanno neanche fatto i play-off No, in quel girone. sono arrivati secondi con dei punti vero. che non avevamo fatto col Paceco e il Troina l'anno prima, o l'anno scorso noi del Troina con il Marsala. Loro sono arrivati secondi facendo più punti di queste 4 squadre. Però ho detto lo dissi tranquillamente, ho detto se il nostro rivale è il Canicattì, noi vinceremo il campionato con grandissimo rispetto, e devo dire che il Canicattì poi mi ha sorpreso ancora in positivo, perché è stato tenace, ha superato determinate... Però noi veramente non ne abbiamo data a nessuno, abbiamo fatto su 30 partite 27 vittorie con un pari, l'unico pari in casa, sbagliando un rigore a pochi minuti dalla fine. I numeri sono assolutamente e 2 dalla sconfitte d'Aspo. È vero. Natale, se effettivamente questa grande squadra delicata ha strameritato il campionato, giustamente lo ha sottolineato anche Claudio, il Canicattì non è stato da meno. Cosa è mancato a questo punto per superare le quotazioni delicate al Canicattì in questa stagione? Secondo me non è mancato niente. Il Canicattì ha avuto solamente la sfortuna di capitare in un anno dove c'era un Superlicata. Solo sfortuna. Sì, organizzatissimo, sotto tutti i punti di vista, societario, tecnico, insomma, per quello che è una struttura che serve a vincere un campionato. Quindi credo che al Canicattì non bisogna rimproverare, secondo il mio modesto parere, niente. Mentre per quanto riguarda invece la stagione del Città di Sant'Agata, ti ha un po' deluso la squadra di Venuto? Sì, lì sì, perché secondo me il progetto tecnico era un altro. Sant'Agata, Gianni Antasio ne supera 2, poi serve Bionto, affrontato da Maltese, Bionto li salta tutti, porta libera, salta anche Valenti, si defila però, Bionto costretto a venire dentro al campo, poi libera in qualche modo. C'era... Ed erano partiti con un obiettivo, quello comunque di arrivare quantomeno ai playoff, per cui la stagione può considerarsi fallimentare. Se tu prendi Venuto alla guida tecnica, se tu sono dei nomi. prendi giocatori come Piuga, prendi giocatori come altri che ora non mi vengono in mente, per gestire un anno in eccellenza vuol dire che può fare bene. Beh, evidentemente era destino che questa stagione fosse appannaggio soprattutto appunto delicata, ma in questo caso anche del forse Canicattì. Anche lì hanno pagato un po' lo scotto di avere purtroppo la sfortuna di avere capitare in un anno dove 2 squadre come Canicattì e Licata lasciavano poco. Veramente. Questo è... È vero, è vero. Canicattì che adesso si sta per preparare per il primo incontro della fase nazionale. Giocherà contro la Gladiator, quindi squadra campana, squadra ostica. Tra poco sentiremo un servizio. Voglio però sentire il tuo pronostico su questo incontro. Io conosco bene o male il campionato campano, perché ho avuto la fortuna di fare playoff con una squadra campana quando ero a Scordia. Sì. E lì sono soprattutto forse l'unica vogliamo trovare difficoltà che potrebbe trovare il Canicattì è la partita di ritorno, perché in Campania giocare il ritorno è un po' diverso rispetto a giocare andare. Però siccome conosco l'allenatore, conosco la qualità dei giocatori del Canicattì, concordo. Io credo che il Canicattì potrebbe farcela, ma anche di più.
Anche di più. Claudio, invece il tuo potenziale pronostico per questo incontro, non tanto andata e ritorno, solo sull'andata, cioè l'impatto con una finale nazionale per quanto riguarda il Canicattì? Dipende anche da come hanno lavorato in questo periodo, perché queste squadre a questo punto sono ferme da un mese. Sì, soprattutto il Canicattì. Non sai se devi comunque... adesso lo sai cosa hai fatto, certo. Dico, nella fase di programmazione di questo mese non sai se mollare un attimo, se forzare, se mantenere, dipende anche come ci sei arrivato. Tenere vivo anche la mentalità vincente. E quindi anche lì, tu calciatore lo capisci quando stai dando il calcio d'inizio, come rispondono come ti senti le gambe. Allora sentiamolo a questo punto il termometro a Canicattì, perché tra poco, praticamente domenica prossima, giocheranno questa prima partita di finale nazionale contro la Gladiator. Sentiamo il servizio di TV Europa. Fausto Giacchetto, dopo l'ufficialità dell'avversario che dovremo affrontare giorno 19 maggio, gara valida per la semifinale dei playoff nazionali, arriva anche l'altra ufficialità, quella del campo su cui si disputerà la gara. Sì, abbiamo dovuto per esigenze di ordine pubblico decidere di spostare la gara in programma il prossimo 19 maggio a Favara, che è uno stadio che ci dà la possibilità di ospitare un numero di persone abbastanza importante, oltre ad avere la disponibilità della curva che destineremo ai tifosi ospiti. Quindi per noi è stata un'esigenza per permettere a quante persone, alla maggior numero di persone possibile di partecipare a questo evento importante che ci potrebbe dare delle tante soddisfazioni. Soprattutto perché un quotidiano campano parla che già sono pronti 2 pullman di tifosi ospiti a venire. Incontreremo una delle squadre più blasonate del calcio campano, il Gladiator, un antico blasone con cui il Canicattì già in passato ha avuto possibilità di confrontarsi, e quindi un pubblico che già domenica scorsa nello spareggio a Frattamaggiore è accorso in maniera numerosissima, quindi un pubblico molto vicino alla squadra, quindi ci aspettiamo sicuramente una presenza dei tifosi campani e siamo sicuri che comunque, a prescindere da tutto, sarà una gara bella, aperta, difficile, perché una semifinale playoff è una partita difficile, però sicuramente siamo sicuri che lo sport e la sportività dei tifosi campani e siciliani prevarrà su tutto. Una gara molto sentita, tant'è che da oggi è iniziata la prevendita dei biglietti esclusivamente per la tribuna coperta, nei prossimi giorni per gli altri settori. Siamo ormai alle porte, la partita è ormai alle porte, quindi abbiamo già iniziato la prevendita stamattina, e in particolare la prevendita sarà fatta per la tribuna coperta, dove il numero di posti è un po' più limitato, quindi daremo la possibilità a chi vuole di comprare già da subito il biglietto. Nei prossimi giorni metteremo pure in vendita la gradinata. Siamo sicuri che il popolo sportivo canicattinese non mancherà a questo appuntamento, forse uno degli appuntamenti più importanti degli ultimi anni che Canicattì Sportiva potrà vivere, e quindi sono sicuro che Canicattì non farà mancare la sua presenza. Per concludere, lo stato di forma dei giocatori. I ragazzi si allenano da sempre, devo dire che non stanno lasciando niente a caso. Il mister con lo staff tecnico hanno preparato un programma di allenamenti intenso che per certi versi può sembrare impegnativo, però naturalmente l'obiettivo è importante. Tutti e i ragazzi in particolare stanno facendo dei sacrifici per arrivare all'appuntamento nel miglior modo. Sono sicuro che a prescindere dal risultato finale l'impegno sarà massimo e sicuramente ci prenderemo delle soddisfazioni importanti.
In bocca al lupo dunque al Canicattì, sarà una partita da prendere con le pinze perché insomma quando si gioca con le squadre campane c'è sempre da lottare e come ha detto bene giustamente anche Natale Serafino, soprattutto quando la partita di ritorno la giochi fuori casa in terra campana dove l'atmosfera del tifo è pressante e sicuramente lì ci vorranno nervi saldi e soprattutto anche arrivare in Campania con un risultato positivo. Speriamo bene, incrociamo le dita. Adesso schermata degli accoppiamenti appunto della fase nazionale per quanto riguarda le due siciliane nel campionato di eccellenza. Abbiamo detto che appunto la squadra del Canicattì andrà a giocare giorno 19 contro la Gladiator, mentre invece lo stesso giorno ci sarà lo scontro tra la vincente di Reggio Mediterranea e Olympic Rossanese che si è giocata oggi, pertanto tra non molto conosceremo anche la squadra che giocherà contro il Biancavilla e giocherà fuori casa il primo turno. Vedremo cosa succederà. C'è dell'ottimismo. Anche sul Biancavilla voglio sentire un po' il parere di Claudio. Sì, il Biancavilla con una metafora ciclistica a me molto cara, in questo momento in piena rimonta. In piena è entrato rimonta. Sul vialone che non era... Praticamente ha vinto tutte le partite per sperare di andare in Serie D. È andato a Palazzolo a fare un'impresa. Ha sbancato. A fare un'impresa. Ha sbancato e quindi Palazzolo. E soprattutto non è stata un mese e mezzo ferma. È Quindi vero. c'è anche questo aspetto fisico e psicologico. È E chiaro che sicuramente ha agevolato questa un'andata in cosa. Calabria, ma non perché sia diversa dalla Puglia o dalla Campania. Anche in quel caso, sì, insomma, la trasferta si ho presenta difficile. Ho freschi i ricordi dell'anno scorso, 2 partite di Coppa Italia a Locri e a Trani, che vi raccomando. Però, nel senso che il pubblico è veramente il 12° uomo in campo? Ma anche più di 12, erano un bel po'. Erano parecchi. anche il gruppo dirigenziale? No, dirigenze eccellenti bene. nel rapporto, diciamo, a Locri patimmo in campo tante presenze, molto più, ripeto, del 12° soltanto. Immagino. Sì. Natale, come vedi invece appunto a questo punto il Biancavilla con questo incontro in terra calabra? Io voglio sottolineare, si parlava di impresa del Biancavilla, però per chi conosce l'allenatore del Biancavilla, per chi conosce la rosa del Biancavilla, io non la considero un'impresa. E tu ci hai giocato e lo puoi dire. Io non la considero un'impresa perché Biancavilla aveva i mezzi per andare ad affrontare un Palazzolo e andare a fare la partita, secondo quello che ho visto io e per come conosco io sia l'allenatore che i giocatori di Biancavilla. Certo. Quindi non la considero un'impresa, ma la considero una grande prestazione fatta da una squadra che aveva i mezzi per poterla fare. Per poterla fare. Allora, ritorniamo a parlare del girone A, del girone vincente appunto del Licata e ci riguardiamo la festa che è avvenuta poi subito dopo la bella vittoria nello scontro finale proprio contro il Città di Sant'Agata. Buon pomeriggio amici sportivi, siete collegati con il Biagio Fresina di Sant'Agata di Militello, dove oggi per la 28ª giornata di campionato si affrontano il Città di Sant'Agata ed il Licata. Oggi 24 marzo 2019 si disputa una finale. Lo giudice avanza, c'è la sola posizione di Zingales, per servito Saverino, c'è calcio di rigore. Parte Cicirello, il tiro e la parata di Valenti, esplode il Fresina dalla parte di tifo giallo-blu, Doda sul fondo, palla bassa e c'è il gol di Roberto Assenzio, il Licata in vantaggio, a Sant'Agata, Licata in vantaggio con Roberto Assenzio che va in gol dopo il palo di Davide Testa e va a prendersi l'esultanza sotto la gradinata che è occupata dai tantissimi supporters giallo-blu. Quasi al 25esimo a Sant'Agata parte Gatto, supera la barriera, Valenti coi pugni, attenzione al tiro e il gol ha segnato Giorgio Cicirello, pareggia il Sant'Agata, non eccepibile l'intervento di Valenti. Adesso convinto il corner, palla sul primo palo, la tocca soltanto De Cannavo, palla che resta lì e il gol ha segnato il Licata, ha raddoppiato Totò Maltese, forse il gol che vale la Serie D, è arrivato al minuto 78 Totò Maltese sulla linea di porta, grosse le proteste dei giocatori del Sant'Agata, ha segnato il Licata e il Licata vince
il campionato di Serie D con questa vittoria a Sant'Agata. Vince giocando da grande, vincendo sul difficilissimo campo del Sant'Agata, che ha giocato un'ottima partita. Il Licata in Serie D, il Licata in Serie D. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo che ci eravamo prefissi all'inizio del campionato, cioè andare in Serie D. Ci siamo riusciti, tanti sacrifici, e penso che l'abbiamo meritato, ma soprattutto lo meritano questi splendidi tifosi che ci hanno seguito in tutte le trasferte, e sinceramente io personalmente questa promozione in Serie D la dedico a loro. Questo è il coronamento di 2 anni di sacrifici, di tante notti in bianco, di togliere delle risorse importanti sia economiche sia in termini di tempo alle nostre famiglie per dedicarlo a un territorio. Questa è la risposta che sognavamo da 2 anni e finalmente è arrivata. Noi cerchiamo di dare il nostro contributo, così mettendo, appunto, come dicevo poc'anzi, le nostre risorse e le nostre competenze a disposizione di questo territorio. Speriamo anche che il territorio, così come l'amministrazione, ci dia una mano, perché adesso comincia il bello. Una vittoria per tutta la città, per i nostri concittadini, una vittoria che si aspettava da tempo. La città ormai si sentiva abbandonata da tante cose, compreso il calcio. Questo è l'inizio di un percorso importante per la nostra città, è una speranza che si riapre nel cuore dei nostri concittadini. Io so che la nostra città sarà disponibile ad aiutare la squadra calcio, perché andare in Serie D sarà un problema economico, oltre che organizzativo e amministrativo, e le capacità questi dirigenti ce l'hanno. I ragazzi hanno la volontà di andare avanti e di fare bene, ma noi li dobbiamo aiutare. Noi come comune non lo so che cosa potremo fare, ma sicuramente la città potrà fare molto, dando un contributo emotivo, come stanno facendo stasera, che è mezzanotte e sono ancora qua a festeggiare, ma dando anche un contributo economico. Verranno incontro alla città, perché il calcio è turismo, è sport, è economia ed è tutto quello che serve a questa città, assieme a tutte le altre cose, assieme a tutti gli altri volani, l'agricoltura, la pesca e il turismo. Il trionfo del Licata che la prossima stagione si appresta a vivere il ritorno in Serie D. Con quale obiettivo? Iniziamo con Claudio, insomma, che probabilmente qualche notizia ce l'avrà, così pure anche Natale Serafino, perché adesso, insomma, abbiamo avuto modo di parlare durante la messa in onda del servizio della festa. Anzi, ho l'impressione che sia più aggiornato Natale che il direttore generale del Licata, Claudio Cammarata. Allora, prima sentiamo la voce di Claudio. Intanto ci sono delle conferme per la prossima stagione da parte della dirigenza per tutto lo staff tecnico e organizzativo? Allora, forse ho un difetto di fabbrica. Ho avuto anche la fortuna di lavorare in una certa maniera. Certo. Io mi ritengo un dirigente delicata fino al 30 giugno.
Quando mi dici questo mi spiazzi. Volevo assolutamente chiarire il concetto. Sì. L'ottica è finisci il campionato, parli di anno prossimo. Io credo che in questo momento devo assolutamente iniziare tutte le pratiche per l'iscrizione della squadra. Sì. Cioè, non riesco a capire come qualcuno possa alzarsi il 7 aprile da una scrivania e dichiarare conclusa la stagione. Per me la stagione finisce solo il 30 giugno. Ci stiamo incontrando 2 volte alla settimana con il presidente Enrico Massimino e stiamo parlando di lavoro con grande alacrità, con grande ovviamente il contatto con il presidente Scimonelli a Licata, perché non è facile averne 2 presidenti, ma ce li siamo gestiti, nel senso ce li siamo. Abbiamo gestito tutti insieme questa situazione completa. Eccellente, veramente, eccellente, dividendo bene i segmenti di lavoro con grande accortezza. Stiamo lavorando per un Licata che deve essere competitivo al massimo, al 100%. Sì, Dopodiché i discorsi personali qualcosa di più. Io sono abituato a farli il 1° luglio. Ho capito, quindi noi siamo costretti a fare una puntata speciale di penalty il 1° luglio. Non credo che sia così interessante per il mondo. Però è anche vero che le voci arrivano e si parla appunto di una conferma sia da parte dello staff tecnico che dello staff dirigenziale. Almeno queste sono le voci. Allora io credo che poi oggi, insomma, bisogna prenderle con... Io credo che oggi andare a pensare di toccare qualcosa in questa macchina sarebbe una follia. Assolutamente. E stiamo parlando di livelli generali. Chiaro. Poi sul personale ci possono essere sirene che chiamano me, il presidente, l'allenatore, i calciatori soprattutto. Ci sono anche degli obblighi permesso il grande salto. Tecnici. Noi l'anno prossimo dovremmo avere 4 under in campo e altri 5-6 in panchina per essere competitivi. Quindi bisogna andare a cercare. Il che significa che sugli under siamo già abbastanza. Il problema è che se poi dentro ci vuoi mettere 2 o 3 calciatori importanti, potresti andare a dover a questo punto rivoluzionare la squadra. Noi immodestamente non lo vogliamo fare. Noi vogliamo riconfermare la totalità di questo gruppo, che ci ha dato una soddisfazione incredibile. Poi ripeto, e io credo che andrà a finire così. Io ripeto, poi nell'economia complessiva della gestione di un meccanismo così complesso come una società di calcio, poi ci possono essere le dinamiche individuali che possono benissimo essere surrogate. Tutti siamo utilissimi, nessuno è indispensabile, però sono convinto che oggi il calciatore smette di allenarsi e ascolta per dei mesi le sirene. Probabilmente anche l'allenatore, anche se comunque il contatto è continuo, perché io non posso volere Tortorici se poi quell'allenatore dice a me Tortorici non lo farò giocare mai. Quindi comunque è chiaro. Io oggi, ma non l'avrei fatto in Serie A come non l'ho fatto quando facevo il presidente in prima categoria o l'allenatore giocatore in terza categoria. Per me la stagione finisce il 30 giugno. Io oggi devo necessariamente assicurare al Licata la gestione, l'iscrizione, il completamento dell'anno. Sarei un pazzo, allora, non me lo riconoscerei. Mettiamo tutto in stand-by su queste domande che abbiamo nemmeno posto. C'è il discorso, Va bene. perché comunque io sono felicissimo del Licata. Certo. Il Licata, da quello che mi viene detto quotidianamente, è felicissimo di me. Quindi chiaro. oggi siamo così sereni tutti che veramente parlarne è un annuvolare bisogna qualcosa essere che non sereni, Natale, perché insomma tu poc'anzi ci hai dato qualche anticipazione, Mister sì, Mister no, Claudio sì, più di Campanella no. Intanto comunque, come fai a sapere queste cose? No, assolutamente, io ho fatto delle battute con Claudio perché ci conosciamo da tempo. Però io concordo con il discorso che faceva Claudio su un fatto importante. Non si può cambiare una squadra, un allenatore, uno staff dopo aver fatto un campionato del genere. Anch'io concordo assolutamente definizione, assolutamente, certo. Sarebbe pazzesco. E poi credo che Giovanni Campanella merita assolutamente per quello che ha fatto. Già da 2 anni. Ma allora, perché il percorso non è partito oggi. Conosco l'allenatore anche a livello personale e so quanti sacrifici e quando forse lui teneva a questa benedetta promozione. Quindi è giusto, secondo me, riconfermare e dare merito a quello che ha fatto l'allenatore, in questo caso Giovanni Campanella. È vero. Allora, rimaniamo con Natale, perché dobbiamo parlare del Città di Scordia, abbiamo anche qualche immagine di supporto. Abbiamo detto che è stata una stagione
intensa, anche più del dovuto, una stagione che comunque vi ha portato alla salvezza del titolo, vi ha portato a non disputare i play-out, quindi positiva da una parte, però un po' di amarezza ha accompagnato secondo me anche il tuo volto nelle ultime settimane, forse anche un po' di stanchezza perché c'è lo stress di salvare assolutamente la categoria, qualcheduno che avrebbe dovuto fare forse non ha dato al massimo, non ha dato il massimo, quindi è stata una stagione molto travagliata, ho questa sensazione. Ma sicuramente quello che dici tu sono parole sante, però è anche vero che a Scodia forse eravamo abituati negli anni scorsi quando gestiva il presidente Gallo con altri obiettivi, con altre gestioni, e quindi è chiaro che forse abbiamo pagato un po' questo, sia il nuovo presidente Dario Antonucci, sia chi è stato a mio fianco, i miei collaboratori come Aldo Bufolino, che poco fa ne parlavamo con Claudio, con Domenico Gagliano, insomma sono tutti bravi ragazzi che hanno dato tantissimo per quello che hanno potuto, alla fine un po' ciascuno abbiamo composto questo puzzle fino a raggiungere questa benedetta salvezza che non è stato facile. Ma non era questo l'obiettivo in fondo della società? Oppure qualcuno pretendeva di più? No. La piazza voleva di più? Su questo no. Smentiamo, su questo no, anzi siamo arrivati in semifinale di Coppa Italia. È vero. Abbiamo avuto la sfortuna di incontrare poi la squadra che ha vinto il campionato. Infatti, il Marina. Avevamo una rosa purtroppo per motivi economici ridottissima. E in eccellenza purtroppo qualche giocatore in più serve per la panchina, per la stagione lunga. Abbiamo perso Provenzano in due frangenti della stagione per molti giorni di squalifica, fino alla partita con Sandro Croce abbiamo perso per 4 giornate. È chiaro che il materiale era quello, poi è chiaro che è stata una stagione sofferta, soprattutto a livello gestionale, a livello insomma travagliata. Sì. Ma rimani a Scordia? Come diceva il direttore, fino al 30 sei ancora giugno un tesserato dello Scordia. E poi vedremo cosa succederà. È chiaro che in questo momento non si può parlare di futuro. Mentre guardavamo le immagini, insomma, parlavamo anche involontariamente del Marina di Ragusa, e quelle immagini ci facevano capire già da adesso, a suo tempo, che comunque questo Marina, forse evidentemente, ha proprio meritato la vittoria finale. Mio parere, come espressione di gioco, come espressione di qualità tecnica, di idee calcistiche e di qualità del gioco in se stesso, secondo me è la squadra che l'ha strameritato. Bene, questa insomma un'affermazione così da parte di un allenatore dello stesso girone. Poi hanno aggiunto nel momento più importante una pedina fondamentale, che è Cesare Sorbo. Sì. Lì hanno dato qualità. Hanno dato la svolta. Hanno dato qualità fuori dal campo. E quella secondo me è stata poi la marcia in più per gestire una società già di per sé importante. È vero. Perché a livello tecnico, a livello di società, staff di primo ordine, ricordo oltre il mister che secondo me ha fatto tantissimo in questi anni e l'ha dimostrato, ma c'è un preparatore atletico che in questa categoria, e in queste categorie fanno le differenze, che non c'entra niente, assolutamente tanta roba, come diciamo. Voglio sentire la battuta sul Marina anche da parte di Claudio, insomma 2 squadre importanti, Licata e Marina, che arriveranno in Serie D la prossima stagione. Questo Marina secondo me è stata positiva, insomma, la notizia che loro hanno assimilato nella parte iniziale della stagione. Noi siamo una neopromossa, sicuramente nessuno ci prenderà in considerazione, e invece poi dopo alla fine tutti hanno preso in considerazione la squadra di Utro. Assolutamente, questo aspetto della serenità, della mancanza di pressioni è stato fondamentale a cementare e soprattutto a far riconoscere un'identità a questa squadra, che aveva comunque un suo gioco. Noi ci abbiamo giocato per 2 anni in amichevole precampionato, percependo che c'era qualità. Non faccio paragoni perché non mi sembra il caso. Apro un attimo una parentesi, perché Natale mi ha suggerito un riferimento al preparatore atletico, e se devo dare dei meriti, noi ne abbiamo uno che si chiama Tollini, un professore eccezionale. Noi non abbiamo avuto uno stiramento. Questi sono risultati importanti. Non abbiamo avuto mai la domenica il dubbio su se avessimo un calciatore o meno, se non da pestoni o da cose più serie. Diciamo su quello che lavoro, quindi quando poco fa ho citato tutti, parole d'elogio per il professore Tollini.
Giacomo Torlini. Punto. Detto questo, chiudo la parentesi, mi rifaccio al Marina di Ragusa, che ho visto esprimere un ottimo calcio, veramente, sia in estate sia nel secondo tempo della finale di Coppa Italia, l'unica volta che sono riuscito a vederli poi dal campo in un'occasione, perché il primo tempo col Canicattì, la finale di Coppa Italia, quella che organizzammo noi, ancora non riesco a capire perché non a Licata, ci hanno fatto organizzare a Biancavilla, per questioni fantomatiche di ordine pubblico, comunque lasciamo stare. Ogni tanto ci sono dei misteri nel calcio che non spetta a me svelare. Devo dire che mi è piaciuto moltissimo. Forse gli lamentavo una mancanza di produttività, però il mio giudizio è limitato alle 3 volte, di cui 2 volte in amichevole estive, che l'ho visto, e col Canicattì quel giorno, al di là di episodi che li sfavorirono, bel gol all'inizio, non mi colpì, un fuorigioco netto, però vero. al di là della figurati. Mi diedero l'impressione come se magari, pur avendo dei numeri eccellenti davanti, avessero una mancanza di peso che in qualche momento avrebbe potuto limitarli. Ma invece col passare del tempo poi anche delle giornate hanno acquisito poi una loro fisionomia, giocavano una sicurezza e poi comunque la continuità di risultati, cosa che non è una continuità di risultati, i tanti pareggi e qualche scivolone che hanno fatto le altre, li ha portati a un certo punto a essere arbitri del proprio destino e l'hanno fatto alla grande. Assolutamente. Ma anche una cosa importante che voglio sottolineare, è una squadra che non si allenava e praticamente non ha organizzato la stagione calcistica come l'ha organizzata Licata, perché c'erano molti ragazzi che lavoravano, quindi si allenavano di sera. Loro la concezione del dilettantismo puro che vince un campionato di allenamenti serali, che sono allenamenti serali, e quindi questo ancora di più avvale la qualità della squadra. Assolutamente. Siamo contenti, un in bocca al lupo naturalmente alla Marina di Ragusa per la prossima stagione. Adesso ci fermiamo, abbiamo chiuso la prima parte, tra poco rientriamo in studio, parleremo di promozione e anche di prima categoria. Non scappate, rimanete su Gold 78. L'appuntamento è per lunedì 3 giugno, a partire dalle ore 17, presso la splendida location del Teatro Garibaldi di Enna, la 6ª edizione dei Penalty Awards. Penalty Awards, il calcio dilettantistico va in passerella. TV, non solo tutto quello che senti e vedi. Bring the action. Le anteprime e gli ospiti musicali, le news dal mondo dello spettacolo, le classifiche di vendita, le schede delle star della musica e non solo. TV, un programma curato e condotto da Ettore Tortorici. Bring the action. Audio Jungle. Rientrati in studio, amici di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, seconda parte di Penalty, puntata numero 26, puntata che chiude in un certo senso tutti i play-out e i play-off dei vari campionati dilettantistici siciliani. Vi ricordo, ma questo ormai già lo sapete, l'appuntamento di giorno 3 giugno a partire dalle ore 17 presso il Teatro Garibaldi di Enna per la 6ª edizione dei Penalty Awards, dove per l'occasione verranno premiati i migliori atleti, i migliori allenatori, i migliori tecnici di questa stagione 2018-2019 nel contesto di una location bellissima, passerella per i nomi più importanti appunto del calcio dilettantistico e poi soprattutto alcuni momenti dedicati anche al giornalismo, all'arte, alla cultura. Insomma, sarà una
una puntata particolare quella dei penalty di quest'anno, perché lo scenario è talmente bello che sarà emozionante salire già soltanto su quel palco. Tra l'altro, se non sbaglio, Natale ha vinto l'edizione dei Penalty Awards o vado... No, eri in nomination. L'ha vinta Anastasi. L'anno in cui eri... Che anno era? 2014-2015. È sempre bella l'atmosfera quando, insomma, i sei in tre nomination. eravamo Anastasi, l'attuale allenatore del Canicattì e io. Ah, perfetto. Terranova. Terranova. Insomma. Claudio, invece, tu l'anno scorso eri in nomination sì, con il Troina. Con il Troina. Vedremo cosa succederà adesso con le nomination che verranno pubblicate giorno 26, naturalmente sempre qui a Penalty. Parliamo del campionato di promozione, ci sono stati 2 incontri finali di playoff. Guardiamo subito la schermata perché siamo curiosi di conoscere quali sono le altre 2 squadre che raggiungono le già promosse Oratorio San Ciro e San Giorgio Cefaledium AC Catena e Ragusa. Risultato finale: Don Carlo Missilmeri batte Acquedolci 2-1 ed infine Real Siracusa Belvedere batte Carlentini 2-0. Intanto volevo sottolineare che l'Acquedolci a tempo quasi scaduto ha sbagliato un rigore, nel senso che il portiere del Don Carlo gliel'ha parato, per cui insomma la disperazione, posso immaginare, è tantissima. Però per l'Acquedolci è stata una stagione bellissima, bellissima veramente. Una battuta la faccio subito intanto con Natale: vanno in eccellenza l'Oratorio San Ciro e San Giorgio. Marineo, domanda, risposta? No, sicuramente se vanno in eccellenza vuol dire assolutamente che con grande merito. hanno fatto grandissime cose. Il ritorno in eccellenza anche tra l'altro della Cefaledium, invece, che sappiamo benissimo che tradizione ha Cefalù nel calcio. L'hanno già fatta questa categoria, quindi credo che arriveranno già pronti in eccellenza. Quella piazza ha proprio fame, Assolutamente. Ha proprio fame. Claudio, invece, ritorna in eccellenza anche l'AC Catena. Sappiamo benissimo il trascorso, sappiamo benissimo la voglia anche, insomma, di quel pubblico intenso di AC Catena di giocarsi partite molto più impegnative. Quanto potrà essere importante questo 12° uomo in campo, che lo è sempre stato per l'AC Catena? L'AC Catena è stato sempre proprio connesso il fattore campo con la squadra, molto caldo, molto sentito. Ci ho fatto un paio di battaglie io col Troina contro la Catena, belle toste. Giocavano in quel catino, adesso non giocano più in quel campo. Però comunque lì ci hanno fatto la D. Credo che la Catena sia in un torneo che sicuramente merita come piazza, assolutamente sì. Abbiamo avuto adesso 2 nuovi arrivi, Don Carlo Missilmeri e soprattutto il Real Siracusa Belvedere, che forse, cavalcando tanto entusiasmo, raggiungono il campionato di eccellenza. Siracusa, secondo me, è importante che abbia un'altra squadra in eccellenza. La Don Carlo Missilmeri, insomma, anche questa è un po' una sorpresa. Sì, però hanno fatto un campionato di vertice tutto l'anno, sì, hanno lottato punto a punto, hanno perso lo spareggio, quello esatto. Quindi alla fine evidentemente poi il valore del campo viene sempre premiato. E lo stesso Real Siracusa Belvedere ha espresso in questi anni comunque continuità. Questo gruppo mi ha sempre convinto, anche se nella griglia dei playoff vedevo meglio sicuramente lo Sporting Pedara o Trecastagni, che dirsi vuole. È vero. Tra poco sapremo anche i risultati della Coppa Italia, perché si sono disputate le semifinali. Con le immagini del Real Siracusa Belvedere, nel frattempo voglio chiedere a Natale che insomma l'Enna, forse probabilmente in virtù anche del campionato bellissimo che ha fatto, forse avrebbe potuto meritare di più. La sconfitta proprio nella semifinale contro il Real Siracusa Belvedere ha penalizzato moltissimo la squadra di Cosimano, che forse avrebbe potuto anticipatamente cercare di vincerlo quel girone, anche se il Ragusa sappiamo benissimo che ha fatto un campionato bellissimo. Lo stesso discorso che ho fatto poco fa per il Biancavilla lo faccio per il Real Belvedere. Per chi non conosce la società, per chi non conosce l'organico di quella squadra, magari può sembrare che ha fatto qualcosa di straordinario rispetto a quello che era preventivato. Quella squadra ha 7-8 giocatori che hanno fatto benissimo l'eccellenza, di cui ho anche avuto io piacere di allenare. Quindi una rosa importante. Germano, Ulma, Brian Quarto, Ruiz. Non so se questi sono giocatori che a livello di qualità in promozione, quindi diciamo che loro sono partiti in sordina, però è chiaro che formando un telaio di questo tipo è chiaro che tu punti in alto.
Certo. Poi hanno messo, secondo me, un allenatore giovane motivato, siracusano, che fino ad oggi aveva fatto solo settore giovanile nel giovanile del Siracusa, motivato, grande voglia, e quindi cioè ingredienti giusti per fare questo miracolo. Poi secondo me anche a livello societario hanno tantissima qualità. Il presidente Liuzio è una grandissima persona che io conosco, poi c'è Palumbo, c'è Formisano, c'è tutta gente che da tanti anni fanno sacrifici. Ma Lenna allora a questo punto è stata la vittima sacrificale? Lenna secondo me è una mezza delusione, perché per il tipo di qualità di giocatori, soprattutto da centrocampo in poi, diciamo, secondo me hanno fallito quello che è l'obiettivo. Certo, capoluogo di provincia, insomma, da tanto tempo che però diciamo che le esperienze e soprattutto gli errori fatti credo che serviranno a Cosimano e soci, la società, a riorganizzarsi. Perché da troppo tempo che manca. Ma hanno tutte le carte regole per fare un ottimo campionato, una grandissima piazza, insomma, società importante. Assolutamente, assolutamente. Passiamo a vedere la schermata dei risultati della partita di andata, delle partite di andata per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione, perché erano in lizza 4 squadre anche di una certa caratura, tra l'altro sottolineando soprattutto il Ragusa che ha vinto il suo girone, ma oggi addirittura ha vinto anche la sua partita contro il Camarat, quindi vorrebbe pensare di fare forse insomma il bis. L'altra partita, parlando proprio dello Sporting Pedara, ha visto la squadra vincere 2-0 contro il Salemi, che nelle ultime settimane ha un po' tirato i remi in barca, perché problemi societari hanno fatto sì che insomma il bel campionato disputato sino a qualche mese fa venisse poi frantumato dal rapporto appunto giocatori-dirigenza. Pertanto il Salemi ha perso in questo caso già una partita di Coppa Italia, ma ha perso soprattutto la finale playoff contro l'Olimpica Akragas, e questa cosa un po' dispiace, perché il Salemi già dalla scorsa stagione aveva fatto bene, aveva iniziato bene anche quest'anno, poi dopo evidentemente problemi economici distruggono la stagione. A conferma di quello che dici tu, sono stato a vedere questa partita Sporting Pedara Salemi e ho visto il Salemi che è arrivato lì a Pedara un po' scarico, ma soprattutto scarico, magari dismesso, il numero di giocatori è un limitato. Vabbè, quindi è la conferma addirittura che l'ho visto senza massaggiatore, insomma a stagione chiusa, a livello organizzativo non ho visto quella peccato, quella insomma hanno avuto nelle mani anche un'altra possibilità, quella della Coppa. Che il Pedara ha meritato, ha giocato, ha macinato. Pedara tra l'altro arrabbiato dal fatto di avere perso diverse occasioni magari per rendere il punteggio più dicevo il Pedara arrabbiato anche perché aveva perso la finale. Ma lì è stata, l'ho vista anche quella partita, è stata una partita diversa, impostata in maniera diversa, però il Pedara ha tutte le qualità secondo me per arrivare in finale, per fare se arriva in finale contro il Ragusa potenzialmente ha già in tasca l'eccellenza, perché il Ragusa ha già vinto il campionato. Me lo auguro anche per il Pedara, perché anche lì ci sono delle persone che conoscono il merito e fanno tanti sacrifici, dal presidente Tringali a Sergio Franceschini a Spampinato, una cordata tra l'altro vincente già da parecchie stagioni, secondo me ormai sono una conferma per questo calcio. È vero. Ho parlato di Ragusa, Claudio, Ragusa che aveva già organizzato una squadra secondo me per vincerlo alla grande questo campionato, perché era convinta già di partecipare sulla carta al campionato d'eccellenza, poi non è arrivato il ripescaggio, c'è stata questa lunga trafila e lo scontro anche contro il Real Siracusa e Belvedere, che è stato sino all'ultimo insomma abbastanza incerto, poi alla fine hanno vinto, credo anche abbastanza meritatamente, il loro girone, adesso sono in finale, quindi avevano fatto un'ottima squadra. Sui margini di spazi per il ripescaggio nutro ancora, ma in effetti quella storia mi ha dato ragione, qualche dubbio, cosa che in effetti effettivamente prima di loro c'era qualcun altro. Però infatti dico, nessuno ha tolto nulla a nessun altro, però hanno fatto una stagione strepitosa, avevano una squadra che probabilmente avrebbe già fatto bene anche in categoria superiore, si sono confermati. Stanno andando a completare il loro percorso facendo questa accoppiata. Ma tra l'altro una provincia che si è rivalutata, no? Marina di Ragusa, Città di Comiso, Chiaramonte che vanno anche in avanti. Ragusa aveva sempre espresso piazze come Vittoria, come Scicli,
che da qualche anno sono venute a mancare tutte insieme. All'appello manca proprio Vittoria e Modica soprattutto, ma Vittoria ancora di più. Ma anche Scicli è una tradizione, c'erano sempre questi in Serie D negli anni, Noto, Siracusa, però diciamo calcisticamente si erano più orientate su questo segmento. Ben venga per il movimento calcio siciliano che si risvegli così bene anche la provincia di Blea. Quindi il prossimo anno ci sarà un'eccellenza abbastanza impegnativa, tosta. molto tosta, soprattutto credo il girone B con l'arrivo anche appunto del Ragusa Calcio di Palma e compagnia. Vedremo cosa succederà, però come ha detto giustamente Claudio non bisogna parlarne adesso, bisogna parlarne dopo il 30 di giugno, anche se credo che già probabilmente molte società stanno già incominciando a pianificare. Oggi è fantacalcio, tutti i calciatori ti dicono nessuno vero, può firmare niente, è vero. Prendono impegni con 6 società, poi alla fine il 1° luglio carta canta. Tra l'altro, insomma, quando ci sono i penalty awards c'è proprio l'occasione per incontrare tutto e tutti, per cui si diventa un po' sede anche di calciomercato. Io ho visto e sentito con i miei occhi parecchi accordi, insomma, durante la serata del galà. Chissà se succederà anche in questa stagione, in quella di Enna, giorno 3 giugno. Allora, voglio un po' cambiare adesso, non voglio parlare di calcio a 11, voglio parlare del beach soccer. Che rapporto avete? Iniziamo, perché poi voglio farvi sentire un'intervista a Francesco Di Paola, che è il patron della Domus Bet Catania Beach Soccer. Mi piace guardarlo. Ma non giocarlo? Allora, nelle condizioni in cui sono, a stento riesco a stare in piedi il calcio 11. Sulla sabbia penso che mi opererebbero dopo un paio Immagino, siamo in 2. Tra la veneranda età e assolutamente impossibile giocare sulla sabbia. Mi è piaciuto parecchio vederlo, io ogni anno quando posso vedo... Poi ci piace perché insomma una squadra al vertice fa vedo piacere, comunque no? le partite sia a Lido Azzurro, dove capita, lo seguo con interesse. Quest'anno ho un motivo in più per seguirlo, che è la conoscenza personale, già conoscevo da prima, però avere vissuto un anno insieme ad Alfio Chiavaro mi ha avvicinato maggiormente a questo sport. Tra l'altro conosco tantissimi, nazionale, tra l'altro conosco tantissimi calciatori e dirigenti o anche colleghi tuoi che fanno una bellissima stagione, tra l'altro quella insomma trascorsa, perché Coppa Italia e campionato, e volendo a un soffio dal campionato del mondo, per cui Catania vive in questo momento un momento vertice assoluto in questo sport. Sì. Che rapporto c'hai invece tu, Natale, con il beach? Lo guardi soltanto? No, non c'ho rapporto diretto, lo guardo e lo seguo perché ci sono tanti amici. Certo, sono tutti giocatori, ma anche dirigenti, come per esempio nel Palazzolo quest'anno c'è Emanuele Merula, che insomma, è direttore di quella squadra, il Palazzolo della famiglia Cutrufo. E poi da qualche anno ormai nella nostra provincia il beach soccer è abbastanza... Molti giocatori, finita la stagione, insomma, si prendono il sole, si prendono secondo me anche un buon ingaggio e nel frattempo insomma regalano l'emozione sulla sabbia. Proprio sole no, perché tanta fatica, insomma. Certo, è un credo che sia abbastanza il provato. Doppio lavoro. Il doppio lavoro, perché sono contenti parlando con loro perché viaggiano, girano assolutamente. Anche dei posti diversi. È vero, e poi insomma d'estate è chiaro che ormai siamo diventati una realtà nella nostra provincia come il beach soccer. Realtà mondiale. Assolutamente, anche i nostri giocatori fanno la differenza. È vero. Come Affio stesso ormai. Beh, c'è anche Palazzolo, insomma, che è anche un nome importante del calcio dilettantistico catanese. Sentiamo l'intervista a Francesco Di Paola, patron appunto della Domus Bet. Tra l'altro ringrazio per l'occasione anche la disponibilità di Attilio Scuderi. Consolidare quello che abbiamo fatto l'anno scorso non è semplice, però diciamo che stiamo cercando di fare del nostro meglio per farci trovare pronti al nuovo campionato, che si prospetta quantomeno difficile rispetto agli altri anni, perché questo è l'8º anno che io faccio beach insieme al presidente e ogni anno ho visto che comunque si è sempre alzata l'asticella, nel senso che ci sono stati diversi club che hanno migliorato, diciamo, negli anni. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di fare il meglio. Oggi ci ritroviamo con addosso uno scudetto, una Coppa Italia e essere vice campioni del mondo. Per un pelo, diciamo, non siamo campioni del mondo. Questa la dice lunga sul lavoro certosino è stato fatto da parte di tutti, dallo staff, anche
Ringrazio anche a voi, perché comunque ci siete stati vicini nei momenti quelli più bui, quale San Benedettese di 2 anni fa, perché quello diciamo è scolpito nel mio cuore, non passerà mai, perché perdere uno scudetto a 30 secondi dalla fine diciamo che non è bello. Quando poi tra l'altro vincevi avevo un distacco importante, ci siamo fatti recuperare e da lì poi è partito tutto. Diciamo che con Bosco ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto dobbiamo fare ancora meglio. Con l'avvento di Vincenzo Lo Monaco e Giuseppe Bellantoni diciamo che secondo me si è migliorato tanto, perché queste 2 figure le ho volute io fortemente, perché con Peppe avevamo degli altri organizzatori che magari facevano un buon lavoro, ma avevano delle visioni un po' differenti rispetto a quelle nostre. Io diciamo che ho lavorato da parecchio tempo con Vincenzo, so e sono sicuro che lui poteva fare bene per noi. Questo per quanto riguarda tutta la situazione organizzativa. Ora Bellantoni si sta specializzando anche a cercare diciamo dei giocatori che possono fare per noi. Cioè, se siamo troppo convinti di essere bravi poi succede diciamo l'inverso, e questo non va bene. Noi abbiamo vinto l'anno scorso, ci tengo a sottolinearlo, quest'anno è un'altra stagione, i ragazzi devono capire che nulla è scontato, che tutti quando il Catania si presenta, il beach soccer si presenta in campo vogliono vincere, perché questa è una cosa diciamo che ce la riportiamo forse perché è Catania, perché se si parla del Catania tutti vogliono vincere, se si parla del Catania beach soccer tutti vogliono vincere, perciò allora deve essere uno sprone in più per i ragazzi per cercare di fare bene. Io dico sempre che con il lavoro, quello che abbiamo fatto noi negli anni, perché comunque non dimentichiamo che anche a livello atletico siamo cresciuti tantissimo, no? Abbiamo fatto bene negli anni, abbiamo fatto ancora meglio l'anno scorso, con la convinzione di essere bravi ma dover dare sempre il massimo in qualunque tappa e non dare niente per scontato, si può riuscire a fare qualcosa di importante. Quest'anno sicuramente sarà diverso dagli altri anni, perché comunque dico, e questo lo voglio sottolineare, abbiamo nel petto lo scudetto che meritavamo, perché io, se non perché è la mia squadra, ma secondo me meritavamo diciamo di vincere lo scudetto l'anno scorso. Non voglio essere gradasso, ma è così, e onestamente secondo me anche 2 anni fa, perché per fare tutte quelle gran finali che abbiamo fatto qualcosa di buono si è fatto. Però ci sono delle squadre quest'anno, quali Napoli, San Benedettese stesso, che comunque si è rafforzata, Viareggio è sempre la solita squadra diciamo ostica, rognosa, secondo me vedo bene anche il Terracina. Quelle 4 squadre diciamo importanti sicuramente ci daranno filo da torcere, ma io vado avanti con il mio gruppo capitanato dal buon presidente Bosco per cercare di fare meglio. Un in bocca al lupo dunque alla squadra del Catania Beach Soccer, un saluto naturalmente anche al suo presidente, il suo factotum principale Beppe Bosco, e un in bocca al lupo non soltanto chiaramente alla squadra che in questo momento è detentrice del campionato e della Coppa, ma un augurio anche a tutte le altre squadre siciliane che disputeranno questa nuova stagione 2019 che si presenta attualmente chiaramente con i pronostici a favore della squadra del patron Di Paola, però è anche vero che anche nel calcio del beach soccer tutto non è mai scritto, bisogna poi giocarsele le partite e vincerle, e quindi noi auguriamo un in bocca al lupo a tutto questo circo del calcio sulla sabbia. Ho parlato di circo, voglio farvi divertire un po', perché adesso per l'occasione qui a Penalty vi facciamo vedere uno sketch del gruppo cabarettistico Gli Autogol, che un po' insomma prendono in giro il calcio dilettantistico, ma ci piace talmente che sicuramente insomma vi divertirete con noi. Ragazzi, oggi è davvero importante, mi raccomando, però attenti ai falli, perché altrimenti con i cartellini è un disastro, come Marco, è un picchiatore, un fabbro. Ma dove va? Finisco di limare i tacchetti e arrivo. Go, 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 whoa.
Freddo? Prima volta? Molto caldo? Se vuoi anche la stufetta, Sono un esperto io. 380esima panchina di fila. Non gioco dal 1988. Sono un passo dal record del mito. Il mio mito. Il grande Tommaso Berti, terzo portiere dell'Inter. Che maestro! Ancora un po' di te? Caldo, Un po' di crema? Ciao ragazzi, avete fame? C'ho un bel panino? Sono pronto ad ogni evenienza qua, Sole, aria aperta, ti viene fame, Voilà! Mister, visto che stanno perdendo, questo panino può confermare o ribaltare il risultato. Location 10. Mi piace. Dai, entri tu. Come entro io? Mister, deve esserci un errore. Stavo scherzando. Ah, burlone. Fai un po' di crema sul collo che ti sto ascoltando. No, i calzettoni, li ho dimenticati. Qualcuno ce li ha? No, le ciabatte per la doccia, le ho dimenticate. Qualcuno? Ragazzi, ho dimenticato i pantaloncini. Qualcuno che ce li ha? Grazie. No, ho dimenticato le mutande. Qualcuno che me le presta? Oh, grazie. No, grazie un cazzo. Ti ho dato. Le ciabatte 7,50. I calzettoni con lo sconto 3,99. Pantaloncini 5 euro. Le mutande usate ma di marca 7 euro. Totale 23,49. Vuoi fattura? Dai, che mi manca solo il gol dell'Atalanta, dai. Dai! Forza! Sei! Ma sì, che cosa? Che abbiamo preso una rimessa a metà campo. Vabbè, mister, stiamo guadagnando terreno. I ragazzi vanno sostenuti, Oh, quanto fa l'Inter? 1-0. Chi ha fatto gol dell'Atalanta? Zapata! Sì, ce l'ho il Fanta. Ma basta! Ma vogliamo pensare alla partita o no? Ma basta con questo fantacalcio, dai! Ma il Ciolito ha segnato o no? Il Ciolito, mister, quello lì non fa mai gol. Certo che lei scelte tecniche, sempre male, Infatti io sto in panchina. E poi ci troveremo come sta a bere whisky a Roxy Bar. Gigi, io vado. Dai che sei l'ultimo, Arrivederci. Ciao. Ma dove vai col pallone? Domenica ha fatto tripletta e porta a casa il pallone, no? Uè Ronaldo, i palloni costano. Da qua. Sei l'ultimo. Sì. Tutto così. E poi ci troveremo come sta. Oh, ragazzi! Oh, la luce! Dai! Sono tutti insaponato! Ragazzi, la luce! Oh! Un'altra stagione sta per finire. Chiudo il borsone per l'ultima volta quest'anno. Non è facile ricordare tutto. C'è chi ha vinto, c'è chi ha perso, c'è chi ha dovuto affrontare un brutto infortunio che gli ha portato via sogni e speranze. Tutti noi però non vediamo l'ora di ricominciare con gli stessi compagni di sempre o in un'altra squadra. Sì, perché dietro a quel pallone ci sono amicizie, gioie e dolori condivisi, in campo come nello spogliatoio. A presto, perché senza di te noi non sappiamo stare. Il calcio di provincia, quello che ci piace di più. Claudio, tu che hai scritto un libro che parlava anche di emozioni sul calcio, vederlo poi con queste immagini ci rendiamo conto che insomma non ne possiamo fare a meno, soprattutto quelli che hanno una certa età e che lo ricordano con tanta passione. No, non mi sono perso un frammento di questo filmato, ogni cosa che capitava ricordavo un compagno, è vero, quello che dimenticava tutto, non faccio nomi, ricorderò un compagno che è una partita decisiva per lo spareggio per vincere il campionato, dopo la cattiva parola che usiamo noi per come inizio della frase, lamentava il fatto che sua moglie non gli avesse messo le scarpette nel borsone. Meraviglioso. Cioè, tu vai a fare uno spareggio, l'equivalente di quelli che oggi sono i playoff per la promozione. E non avevi le scarpette. E non avevi le scarpette e accolli delle responsabilità. Ma lo hai scritto nel libro? No, non l'ho scritto, questo non l'ho scritto. Ed è vero.
abbiamo pensato, penso che tutti siamo passati attraverso... soprattutto la nostra generazione, dover giocare con i boxer perché avevi dimenticato il ricambio, l'alternativa era giocare senza, che era impossibile. Chi non è mai stato in uno spogliatoio non ha mai provato cose del genere. È un calcio nostalgico, però è anche vero che è quello che ti fa continuare a vivere e poi insomma subirne anche le variazioni dovute al tempo. No, ma sai cos'è? Forse quel tipo di calcio è finito perché comunque restava nella memoria di ciascuno di noi. Oggi se uno dimentica le mutande finisce sui social con tutta la squadra che gli fa le foto e quindi adesso devi stare molto attento. Non puoi dimenticare nulla. Assolutamente. Natale è un calcio che chiaramente, come abbiamo detto con Claudio, fa parte un po' del passato, anche se volendo nel calcio dilettantistico, soprattutto insomma a partire dalla prima, seconda e anche insomma in terza categoria, ancora è vivibile in questa maniera, con quello che si dimentica le scarpette, con quello che insomma fa il panchinaro a vita. È un calcio che dobbiamo sempre comunque raccontare anche a quelli che lo stanno vivendo un po' più da professionisti, anche se poi in fondo sono anche loro dilettanti. Ma io sono del parere che è un calcio da ricordare per chi vuole fare bene, perché da lì assimili, da lì prendi tantissime nozioni che poi ti servono per essere umile, a partire anche dal calcio giovanile, no? Assolutamente, per trasmettere... Perché è quello che ti dà l'insegnamento iniziale. Ok, quello secondo me è basilare. È vero. Per chi non l'ha vissuto magari... È vero, è vero. Io ho avuto la fortuna di incontrare Natale quando insomma disputavamo anche qualche campionato inferiore in seconda categoria, e già vedevo con quanta insomma grinta, determinazione costruiva la sua squadra, giustamente anche lui con uno spogliatoio traballante come insomma chi viveva quei campionati, no Natale? Ma assolutamente sì, io ho avuto la fortuna, perché è una fortuna fare tutte le categorie. Lo so. Le ho fatte tutte e per me è stata una fortuna. Insegnamento fondamentale poi per una crescita personale. Ma non solo per la crescita personale, ma anche per fare capire a qualche giovane quali sono state le esperienze per poi magari abituarli a quello che oggi è il calcio moderno. Giusto. Ho dato la battuta sul libro di Claudio, Calci Vostri, perché questo libro continua ancora insomma, a mietere successi. Mi parlavi di una seconda scrittura, ma non ne voglio parlare. Voglio insomma invece regalare i prossimi 15 secondi a Claudio per dire: quello sì che è un libro pieno di emozione e continuo ancora, più passa il tempo, a regalarne. La cosa bella è che comunque io l'ho fatto perché dico il libro ho voluto che fosse fatto da me. E la cosa bella è stata che comunque al di là delle prime presentazioni di nicchia, la prima è stata molto bella alle Ciminiere, ma poi con grande umiltà sono stato io a penetrare in vari posti di nicchia, il lido dove sono nato da ragazzino, prendendo il baretto dei miei amici. Altri fan. Invece recentemente mi ha chiamato prima Mondadori, poi sono stato ospite del Maggio dei Libri al Comune di Catania sabato scorso al Castellursino, quindi evidentemente è diventato grande, si sta muovendo con i suoi piedi, Calci Vostri. Cammina da solo. Sì, ormai deve camminare da solo. Giustamente. Parliamo di dilettantismo puro e allora parliamo del campionato di prima categoria. Guardiamo subito la schermata per quanto riguarda i playoff che si sono disputati in questa domenica di maggio. Risultati un po' a sorpresa, intanto comunichiamo Unitas Sciacca, Castelluccese, Nuova Rinascita, Valdinisi Calcio, Palagonia, Armerina avevano già vinto il loro girone. Nello scontro Atletico Messina la scorsa settimana nella finale ha battuto il Città di Calatabiano 2-1 ed infine tra Chiaramonte e Città di Comiso, vittoria finale della Città di Comiso per 1-0, ma insomma entrambe sono state promosse perché entrambe sono arrivate al primo posto appunto del girone e quindi hanno acquisito il diritto di passare in promozione la prossima stagione. I risultati, quelli di questa domenica, sono i seguenti, li avete già comunque visti. Città di San Vitolo Capo batte Fulgatore 2-0, pareggio tra Stefanese e Super Giovane Castelbuono 1-1, passa la Stefanese per il miglior piazzamento. Vittoria del Meri nei confronti del Falcone 2-0, vittoria del Villaggio Sant'Agata nei confronti dell'Anisiana per 1-0, tra l'altro con l'Anisiana che disponeva di 2 risultati su 3 essendo arrivata al secondo posto nel suo girone. Ed infine vittoria dell'Empedoclina per 2-0 nei confronti della Leonfortese. Rimaniamo con questa schermata cortesemente Andrea, perché voglio fare un quadro
quadro insieme ai miei due ospiti. Su tutti questi nomi, Claudio, penso che Sciacca potrebbe essere quello che attira più fascino, forse anche con il Città di Comiso. Sei anche tu convinto di questo? Ma guardate che campionati di vertice regionale, diciamo, di promozione abbondante, Palagonia, Piazza Armerina, certo, Empedoclina, non scherzano assolutamente. Io per ovvie ragioni di campanile oggi non sono potuto andare, ma riflettevo sul fatto che c'era la partita anisiana Villaggio Sant'Agata, sì, con alcune considerazioni. Sì. Campo Turati di Catania. Campo Zelisa credo oggi. Giocavano a Zelisa, già vero, giocavano a Zelisa. Qualche anno fa sapete che ho messo in piedi tutta Catania, sì, ridendo, scherzando, sì, siamo arrivati in 4 anni in prima categoria e 2 anni fa ho giocato anch'io in prima categoria, 2 anni fa ho anche segnato. Però facevo questa considerazione, sì, l'Anisiana aveva 2 o 3 ragazzi che in questi 6-7 anni giocarono con noi, il Villaggio Sant'Agata circa 6 o 7, noi mischiammo questo agonismo puro della città, ragazzi, calciatori brillanti sotto l'aspetto offensivo, e cementammo con un portiere 98 che era fondamentale, sì, una difesa dove mettevo mio figlio che aveva fatto 100 partite in eccellenza e altri 2 ottimi difensori, e facemmo un miracolo senza una lira, senza niente. È vero, mi ricordo. Però oggi, quando sentivo Nisiana Villaggio Sant'Agata, la mia mente è andata alla prima categoria di 2 anni fa, quando noi di tutta Catania vincemmo ai playoff di seconda per andare in prima categoria. E faccio una considerazione. Quella prima categoria vide arrivare la vincente, che fu il Catenanuova, noi che arrivammo secondi allo spareggio, sì, battemmo lo Sporting Augusta che andò, che fu ripescata in prima categoria, la San Leone che era quarta e fu ripescata in prima categoria, la Mario Rapisardi che perse il primo dei 2 playoff con noi e fu ripescata. Di quelle 5 squadre di prima categoria di 2 anni fa, nessuna fa più attività. Facciamoci qualche domanda. E diamoci anche una risposta, ovvero cerchiamo di darci una risposta. Io dico, perché paghiamo 6.000 euro per iscriverci a questi campionati? E poi dopo non continuare. Quando il costo di una società nei riguardi della federazione è soltanto quella delle spese arbitrali e un funzionamento degli apparati della giustizia sportiva e amministrativa. Quindi vorresti un po' pensare di azzerare anche tutte queste perché, tasse perché che, oggi insomma, ci sono piazze importanti. Affogano le società. Io ricordo tantissimi anni fa che il campionato di prima categoria di promozione, quando non c'era l'eccellenza, era pieno di piazze come Adrano, come Nicosia, come Ramacca, poi non parliamo dalle nostre parti, che Catania, è sparito tutto il blocco, San Gregorio, San Giovanni la Punta, mancano 30 squadre, mancano 30 squadre. È vero. Riduciamoli, azzeriamoli i costi per le squadre di seconda, di terza, di prima categoria. E forse potremmo riavvicinare anche perché ormai i nostri giovani realtà che escono dal settore giovanile vengono cacciati, ma cacciati nel senso di caccia, non di scacciati, perché devi giocare perché sei under. Sì. A 19 anni sei vecchio. È vero. Ampliamo la possibilità di continuare a fare sport ai nostri ragazzi. Condivido. Perché poi ci sono squadre di trentenni che, puntando sull'agonismo, fanno stagioni stellari. Qual è il futuro del calcio a questo livello? Credo zero. Meteore, gente che passa un paio d'anni ma poi vivono la stagione e poi si fermano qui. Natale, ritornando a quella lista di società, indubbiamente ha detto bene Claudio, Nisiana sicuramente, Villaggio Sant'Agata hanno regalato delle emozioni, però c'è il ritorno per esempio anche dell'Empedoclina che insieme alla realtà Agrigento sta cercando di risollevarsi. Empedoclina, anche questo è un nome storico di categorie del passato. Ma assolutamente sì, Empedoclina. Mi dispiace che oggi la Leon Fortese proprio con loro hanno perso anche la Leon Fortese, per esempio, tantissimi amici. La Leon Fortese insomma è un'altra piazza, un'altra società che ambisce e può fare benissimo con una struttura, perché se conoscete la struttura di Leonforte è vero, insomma, è vero. Parliamo... Anche lì insomma meteora, no? Claudio ha detto bene, poi alla fine è stata una meteora anche il progetto di Leonforte. Ma lì non è stata una meteora, ma è stato, sono stati altri fattori dovuti ad altre cose che non sono magari possiamo parlarne raccontare. Vabbè, questo. Ci fermiamo qua. Però è chiaro che società come la Nisiana o come il Villaggio Sant'Agata, una cosa che dobbiamo dire,
che paghiamo, perché noi siamo catanesi, certo, di infrastrutture. Certo. Hanno giocato, ha detto bene, a Zia Lisa, e sappiamo benissimo in che condizioni è il campo. Ma non solo Zia Lisa, chi vuole investire, chi vuole fare qualcosa di importante, alla fine rinuncia perché non ci arriva, non ci arriva con i costi. Devi pagare per giocare in questi posti. Devi pagare, certo. Devi pagare per giocare. Devi anche pagare in strutture di questo genere. Cosa abbiamo? Zero, niente. Ettore, perdonatemi se quando nacque tutta Catania, che nacque nella fase finale di agosto, ma sì, iscriviamoci subito, partecipiamo. In terza categoria. In terza categoria non c'era più spazio, perché ovviamente tu eri una non neopromossa, una neocostituita. Noi giocavamo a Valverde, un campo che sembrava Kabul. È vero. E pagavamo 400 euro al mese per allenarci e giocare 2 partite. Dove non esisteva manutenzione, dove lo spogliatoio c'erano 4 sedie bianche, quelle da campeggio quando tu fai il barbecue. Così non va da nessuna parte, nessuna dove lo società. stadio fu addirittura chiuso per un episodio di meningite o qualcosa del genere. Quindi fatevi i conti di in che contesto si gioca. E qualsiasi poveraccio che si è avvicinato alla gestione di una squadra di questo livello ve ne potrebbe raccontare migliaia di queste. Purtroppo questa è la grande storia in negativo del calcio dilettantistico, che comunque grazie al cielo ci regala anche altri momenti positivi e ben vengono, però ci fanno riflettere questi fatti raccontati appunto anche in questa occasione dai nostri 2 ospiti. Il sogno del Comiso si è avverato, perché hanno vinto lo scontro in prima categoria contro il Chiaramonte, per cui raggiungono a questo punto il campionato di promozione per la prossima stagione. Siamo contenti perché in fatto di società blasonate Comiso insomma conferma il voler ritornare in un calcio che conta un po' di più rispetto a quello che hanno vissuto nelle ultime stagioni. Guardiamoci la bella festa vittoriosa contro il Chiaramonte. Ci tenevamo tanto a vincere questo derby, questo spareggio, la vittoria è arrivata, l'abbiamo voluta, ci abbiamo creduto fino alla fine e il risultato si è visto. Penso che ce la siamo meritata alla grande. Io faccio però in ogni caso i complimenti al Chiaramonte, tutta la squadra, perché ha disputato un ottimo campionato e perché è stato un ottimo avversario in campo. Noi d'altro canto devo dire che abbiamo culminato la stagione in modo esemplare. Questo spareggio abbiamo decretato la vincente, però giustamente essendo arrivati a pari punti siamo vincitori tutti e 2 del girone. Complimenti al Chiaramonte Calcio che fino all'ultimo ci ha dato un po' di filo da torcere. Comunque bravi anche al Chiaramonte e i miei ragazzi pure. L'importante era vincere questa vittoria fin da quando abbiamo incominciato e alla fine ci siamo riusciti. Una grande festa dello sport, una bellissima partita, devo dire giocata con grande intensità. La marcatura è stata di Andrea Tummino, che è tra l'altro un mio alunno, e negli ultimi minuti è entrato anche un altro mio alunno, Stefano Licata. Quindi ho tifato non solo come sindaco ma anche come insegnante di questi splendidi ragazzi che hanno saputo fare un bel gioco durante quest'anno, hanno regalato a tutta la città di Comiso una bella promozione e hanno chiuso il campionato da capolisti.
Vi aspettiamo lunedì 3 giugno a partire dalle ore 17 per assistere al galà del calcio dilettantistico siciliano, la 6ª edizione dei Penalty Awards, Teatro Garibaldi, Enna. Complimenti al Comiso, si parlava insomma quando stavamo guardando questo video che anche Comiso insomma, ha bisogno probabilmente di vivere nuove realtà. Natale, mi confermi questa tua Comiso idea? Nelle nostre menti ci ha lasciato che ha fatto le categorie importanti, c'è una struttura bellissima secondo me, insomma. E poi credo che hanno tutta la possibilità come città, come società di fare la promozione. Un seguito anche proprio da sì, io li tifoso. seguo su Facebook perché ho qualche amico lì e quindi credo che hanno fatto tantissimo, se lo sono meritati e hanno tutte le carte regole per fare bene anche l'anno prossimo. Tra l'altro insomma questo è stato un girone particolare perché entrambe le squadre sono arrivate prime, il Comiso ma soprattutto il Chiaramonte ha poi perso lo scontro diretto per 1-0, però insomma ha acquisito lo stesso il passaggio al campionato di promozione. Per la prima volta insomma il Chiaramonte la prossima stagione disputerà il campionato di promozione. Guardiamo la festa. Diciamo che si poteva arrivare a questo traguardo anche prima, però durante il percorso ci sono stati dei piccoli problemucci, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Con la vittoria di oggi possiamo dire che siamo in promozione. Cosa vuol dire adesso per una piccola realtà come Chiaramonte affrontare un campionato difficile come quello di promozione? Ma diciamo che il salto di categoria è un bel salto, perché dalla prima alla promozione diciamo che il campionato di promozione è molto ma molto più impegnativo. Ci dobbiamo organizzare bene sin da subito e puntare più che altro sul settore giovanile, che è una cosa importantissima, ma non solo per il campionato di promozione ma per tutto il calcio. All'inizio era insperato perché non eravamo partiti con queste aspettative, però partita dopo partita ci abbiamo creduto sempre di più fino ad arrivare ad oggi per questa meravigliosa giornata che meritiamo giustamente noi come gruppo dirigente, i ragazzi soprattutto e tutta la città di Chiaramonte, che è la prima volta che vede la sua squadra di calcio in promozione e quindi penso che sia qualcosa di storico. All'inizio non si era pianificato di arrivare a questo punto, però poi giorno dopo giorno facendo un campionato di protagonisti poi abbiamo capito che ce la potevamo fare. Complimenti anche al Comiso, non so che cosa ha fatto, se ha vinto o perso, però faccio i complimenti anche a loro. È stato un campionato veramente entusiasmante, emozionante, pesante, perché non è facile vincere, o in prima categoria, in Serie A, in qualsiasi categoria penso che è sempre difficile vincere. Però ho detto prima negli spogliatoi, ringraziando tutti i ragazzi per questo sogno che mi hanno fatto vivere. Grazie a tutti. Un grandissimo campionato. Sì, veramente un grande campionato, non ce l'aspettavamo dall'inizio perché eravamo una squadra neopromossa, ma ce l'abbiamo messa tramite sacrifici diciamo che sono stati ripagati alla grande con quest'ottimo traguardo che abbiamo raggiunto oggi. Sì, l'anno scorso abbiamo vinto la Coppa e siamo andati in prima categoria e quest'anno come matricola abbiamo vinto il campionato, quindi più di questo non si può fare.
Complimenti dunque al Chiaramonte, la prossima stagione sarà importante, ci sarà il debutto nel campionato di promozione, sappiamo che comunque ci sono degli obiettivi importanti in società, speriamo che poi vengano mantenute queste belle promesse che in questo momento insomma in una fase di allegria vengono annunciate, poi c'è la realtà del campo, Claudio, c'è la realtà domenicale, c'è la realtà degli ingaggi, c'è la realtà di andare a pescare giocatori un po' più disponibili, a fare anche dei sacrifici, insomma c'è un altro mondo dopo averlo vinto il campionato. Tu già ipotizzi gli organici, no? E pensi che bel campionato. Adesso cominciano quei famosi momenti di io non mi iscrivo, io chiamo il sindaco, io non ho la struttura. Regalo la squadra al sindaco. Io chiamo gli sponsor, chiamo gli imprenditori. Quindi se mi permetti, anche se questo di solito si fa alla fine, faccio un augurio a tutte le società di riuscire a iscriversi con serenità. E già questa è una prima vittoria. E non è da poco. È già una prima vittoria. Tra l'altro voi a Licata, insomma, ho visto che avete un bel gruppo di sponsor che vi seguono. Certo, la realtà di Licata la conosciamo bene, è totalmente diversa rispetto a tante altre società del calcio dilettantistico siciliano. Lì c'è una tradizione, ma c'è proprio un polo commerciale che vive insomma a 360 noi gradi. Abbiamo fatto un grosso, noi società ovviamente, abbiamo fatto un grosso investimento, però suffragato da un appoggio che potrebbe essere anche superiore, ma tutto sommato dignitoso da parte degli sponsor. E lo stesso provento da stadio sono state cifre importanti. Quando ci sono tanti ingressi, però a un certo punto la gente ce l'ha detto, non siamo riusciti più a portarli allo stadio perché comunque non erano appetibili, cioè c'è stato detto quasi un paradosso, le partite non sono più appetibili perché poi alcune non erano di cartello, non erano di richiamo. Pertanto... Noi abbiamo fatto 95 gol in 30 partite di campionato. Quindi qualche partita è stata una vera e propria passeggiata. 15 partite in casa, 5-6 volte ci siamo dovuti fermare. Cioè, il risultato finale è stato quello del primo tempo, ma 4-5-0. Noi abbiamo fatto partite che sono finite 10-1. Sarà diversa la prossima senza stagione. Ombra di dubbio, senza ombra di dubbio. Qualche partita di cartello ci sarà di più. L'anno prossimo penso, perché per Licata non dobbiamo stravolgere il mondo, penso che l'anno prossimo saranno tutte partite importanti. Noi, quando parlavamo anche di futuro con la gente di Licata, nell'imminenza della festa stessa, quando ci chiedevano l'anno prossimo di essere competitivi, ho detto occhio, l'anno prossimo possiamo anche pareggiare in casa, perdere fuori. È Serie D la ma ci guardavano male, ci guardavano come se non fosse possibile questa ipotesi. Natale, poc'anzi parlavamo dell'Icata in fatto di sponsor. Quello che forse secondo me è mancato a Scordie è un bel pool di sponsor che poteva supportare forse una serenità anche nell'ambiente, no? Insomma, gli sponsor garantiscono una continuità, inutile negarlo. È stata sempre la realtà di Scordie, anche con Gallo quando abbiamo fatto la Serie D. Anche lui si lamentava che insomma, i partner non arrivavano. Non c'è stata mai tanto appartenenza, soprattutto delle aziende più grosse che sono lì a Scordie. Perché tutti vogliono sponsorizzare solamente il calcio di Serie A, il calcio di Serie B? Ancora di più, perché il presidente Antonucci proprio è stato lasciato assolutamente da solo e ha detto da solo. Parliamo dei play-out di prima categoria, si sono disputati i primi incontri tenendo presente che sono 6 le squadre che cercheranno di salvare la stagione e quindi appunto di rimanere in prima categoria. Abbiamo una schermata in modo che così possiamo dare il quadro completo, abbiamo il girone A composto da Rinascita Netina, Furnari e Nissa, il girone B da Città di Castellana, Leo Soccer e Nike Torino Club. Le prime 2 partite si sono disputate, il Città di Castellana ha battuto la Leo Soccer 2-1, la Rinascita Netina invece ha vinto contro il Furnari per 1-0. Si disputeranno poi le altre 2 partite, naturalmente giorno 19, e si concluderà questo triangolare giorno 26 quando appunto soltanto 2 saranno le squadre che si salveranno. Adesso io, è la prima volta che lo faccio, voglio elencare invece le società che hanno vinto i loro gironi nel campionato di seconda categoria e la prossima stagione insomma disputeranno un campionato probabilmente molto più impegnativo. Però guardando la lista ho visto che ci sono delle realtà interessanti con qualche nome che si riaffaccia pian pianino nel calcio che conta un po' di più. Il girone A è stato vinto dalla Iccarenense, che è una squadra di Palermo sconosciuta.
devo essere molto sincero, mentre invece è molto più conosciuta quella che ha vinto il girone B, la squadra di Termini Imerese, insomma la termitana storica che probabilmente sta per rinascere. Lo Sporting Termini ha vinto appunto il girone B del campionato di seconda categoria. Un'altra squadra di Messina invece nel girone C, il Real Sud Nino Di Blasi, mentre il girone D è stato vinto dal Robur di Letojanni, anche questa insomma una società storica che si riaffaccia quantomeno nel campionato di prima categoria. Nel girone E finalmente ritorna in prima categoria il Pedara, ha vinto alla grande il suo girone, mentre nel girone F un'altra squadra di Favara insomma andrà a disputare un campionato un po' più impegnativo, l'Atletico Favara. Chiude il girone G vinto dal Cerda di Giuseppe Macina, pertanto un'altra squadra di Palermo che raggiunge il campionato di prima categoria. No, è giusto elencare insomma anche queste squadre di seconda, perché oggi insomma abbiamo voluto regalare emozioni a tutti, anche quelli che vivono il calcio dilettantistico veramente a 360 gradi, che può insomma succedere che qualche duro si dimentica i calzettoni oppure le scarpette. Claudio, no, poi fa piacere. Credo che un momento di visibilità faccia veramente piacere, ma ricompensi di molti sacrifici. È vero. Io penso che a questi livelli veramente le risorse sono tutte assolutamente personali di chi gestisce le società, quindi come si suol dire, i giocatori insomma fanno colletta magari possibilmente per le trasferte. Qualche anno fa, ripeto, quando mi cimentai era bellissimo che io facevo la Serie A. Sì. Le domeniche mattine quando ero libero, giocavamo il sabato, facevi la prima, la seconda. Ed era bello partire con i panini e mangiarli nei gazebo. Meraviglioso. Come si chiama? Degli autogrill. L'autogrill, quello Sacchitello. Noi pranzavamo nel gazebo di Sacchitello con i panini. Meraviglioso. C'è anche l'accoppiamento della Coppa Sicilia per quanto riguarda il campionato di prima categoria. Guardiamo la schermata in modo che così ci possiamo rendere conto quali possono essere le altre squadre che possono raggiungere appunto il campionato di promozione. Vediamo un attimo, eccola qui, grazie. La semifinale di andata, l'Atletico Messina contro il Pro Falcone, la Risuttana contro il Città di Comiso. Il ritorno si disputerà chiaramente a campi inversi e in questo caso per esempio l'Atletico Messina ha già vinto il suo campionato, potenzialmente anche il Città di Comiso è fuori gioco, pertanto Pro Falcone e Resuttana spererebbero a questo punto di poter agganciare il campionato di promozione passando dalla porta secondaria, anche se secondaria non è, qual è la Coppa Italia. Insomma, che poi non è neanche Coppa Italia ma si chiama Coppa Sicilia in questo caso perché insomma la realtà è prettamente regionale. Siamo quasi in chiusura, resettiamo tutto e passiamo ai saluti. Iniziamo con Claudio che ci ha raccontato le sue belle emozioni trascorse quest'anno a Licata, ci ha raccontato, anzi insomma ci ha fatto vivere le emozioni anche insomma con il suo calcio d'altri tempi, scritto anche nel suo libro Calci Vostri. Hai detto che chiuderai la stagione ufficialmente il 30 giugno, parlerete con la società. Qual è il tuo obiettivo personale a questo punto? Soltanto riposarti dopo giugno? Ma assolutamente no, cioè, come si fa a è potersi impossibile riposare? pensare di riposarsi. Non sono ancora alla fatidica quota 100, ma penso non mi fermerò mai, nemmeno se poi un giorno arriverò a raccogliere quella quota 100. Non c'è un obiettivo. Masticherai ancora calcio dopo tutto quello di questa stagione? Sai perfettamente che oggi chi mi cerca alla mia età per fare lavoro ovviamente mi cerca esclusivamente per questioni di calcio. Io faccio anche altre attività connesse sempre al calcio insieme al mio maestro Nino Corsaro. Noi teniamo corsi di formazione per i dirigenti sportivi. Di grande professionalità. Facciamo ricorsi, facciamo consulenza alle società per ricorsi, pratiche varie dal giudice sportivo. Quest'anno come leggete voi le carte federali in Sicilia non le legge nessuno. Quest'anno siamo contenti, non ne abbiamo perso una sola. Quindi abbiamo fatto l'unplane su ogni ricorso. È chiaro, poi diciamo è un servizio che rendiamo alle società, perché poi non c'è vetrina, non sai chi c'è dietro un ricorso vinto alla Corte Sportiva d'Appello o alla Commissione Territoriale Federale, quindi comunque ti serve a oliare la macchina, a tenerti sempre aggiornato, a portare poi questo beneficio con la società per cui lavori, quindi è un meccanismo che si autoalimenta. Non sono riuscito a farti dire nulla per la prossima stagione e ci ho tentato, però insomma sei ermetico.
non ci riuscireste. infatti. Incrocio le dita per te per i Penalty Awards, perché Grazie. insomma l'anno scorso lo hai sfiorato, chissà se anche quest'anno entrerai nelle nomination, te lo auguro, ma è un premio che credo che debba essere regalato anche un po' a tutta la società delicata, perché come hai detto bene tu è stata completa in tutti i sensi. Io credo che con molta onestà ho cercato sempre di essere abbastanza oggettivo nel momento in cui parlo di me, ma l'ho fatto con i miei figli, l'ho fatto fa parte da della Maxi tua Lopez a dico Cristian Sapiente, perché era il ragazzo più simpatico, meno calciofilo, che avevamo in terza categoria. in terza categoria, quindi tutta parli proprio Catania. della... Da Lulu Oliveira, diciamo il capitano del Belgio, sì. proprio per fare una classifica. Io ho sempre parlato con grandissima onestà su tutto. Io mi sono buttato con la stessa devozione, ma nel senso di attenzione, spasmodico senso del dovere, a gestire alla stessa maniera Catania-Juventus come qualsiasi altra cosa che ho fatto, come, ripeto, come tutta Catania Ardorsales. Ma è stata una devozione ripagata, perché per esempio col Troina hai vinto la Coppa, l'anno scorso poi insomma... Ma sai cos'è? Dico sempre, io non sono né bello né bravo, ma nel senso, come tutti noi, cerco di non essere troppo pieno di me, ma nella maniera più assoluta. Non fa parte della tua personalità, assolutamente. Io dico anche che devi comunque sempre render conto a chi ti chiama a lavorare con te, ma soprattutto devi rendere conto a te stesso. E io ho la fortuna, perché veramente non sono né bravo né bello, ho avuto la fortuna di raggiungere un equilibrio. Questo equilibrio mi ha permesso di poter dire una cosa che oggi potrebbe sembrare quasi detta con spocchia. Io ricevo molti complimenti per i successi di lavoro. Qualcuno che non mi conosce, che non mi ha conosciuto in precedenza, mi fa i complimenti dicendomi tu meriteresti di più. Io ti dico con il sorriso sulle labbra. Il di più già potenzialmente c'è già stato. Io non ho 25 anni e mi sto lanciando. Io sto dando le mie conoscenze, il mio lavoro, la mia professionalità. in categorie inferiori. Io dico, se oggi fossi in un percorso di crescita sarei felicissimo, come lo sono, di essere andato in D, ma sarei contento di aver raggiunto uno step. Io ho fatto 8 anni di A e 25 anni di professionismo e non considero... Ma di cosa stiamo parlando? Non considero assolutamente una riduzione essere partito da qua. Anzi, un mettersi in gioco ancora di più. Io sono venuto a rimboccare le maniche, ho lavorato un anno a Troia, 2 a Licata, e se domani la Polisportiva San Giovanni Licuti mi chiama con un progetto interessante, con persone serie, con delle modalità che mi soddisfano, io vado a lavorare in 4ª categoria con la San Giovanni ci Licuti. piace questo bel entusiasmo verace del nostro Claudio Cammarata, che ringrazio. Grazie per la sua bella presenza in questa puntata di Penalty. Ti auguro tutti i successi che ti mancano. Veramente te ne mancano pochi, perché insomma hai vinto i campionati di Serie A. No, ho vinto la B, la Serie A. Hai vinto la B, scudetto, sì, però attenzione, quando dicevo hai vinto la A, perché 8 anni di salvezza è come se avessi 7 salvezze, effettivamente, insomma è come se avesse vinto anche il campionato. In bocca al lupo per tutto, Claudio Cammarata. Un in bocca al lupo che rivolgo anche a Natale, che rivedo sempre con tanto piacere. Sono contento che comunque questa è stata una stagione che ha fatto sì che lo Scordia si salvasse, ma anche merito dell'allenatore che ci ha messo tutta la sua disponibilità, la sua grinta. Insomma, però la prossima stagione bisogna vagliare bene a questo punto le proposte che non ti mancheranno. Il calcio, mi accodo a quello che diceva Claudio, quando si vive non esiste la categoria. È vero, quando lo vivi con la passione... Quando c'è la motivazione non c'è categoria. E tu quanto sarai motivato? Io ho bisogno di motivazione. Ecco, infatti, quanto sarai motivato per la prossima stagione? È chiaro che da tanti anni alleno, 18 quasi tutti gli anni, ed è chiaro che anche io aspiro, anche io magari sogno del cassetto come tutti gli allenatori. Ma è giusto che sia così. Però è chiaro che ognuno di noi ha bisogno lo stimolo in più, ha bisogno dello stimolo nuovo per affrontare un nuovo anno, altrimenti rischiamo di fare male. Ma non sono riuscito neanche con te a capire cosa farai per la prossima stagione. Anche lì c'è un dubbio. Io faccio vorrei fare tante cose, però purtroppo il calcio è fatto di episodi, è fatto di momenti, è fatto di società, è fatto di stimoli. È fatto di presidenti, è fatto di scelte, è fatto di occasioni, ed è chiaro che tutto questo poi... Insomma, bisogna aspettare anche in questo caso al 30 giugno? Sì. No, va bene, per noi allenatori un po' meno. Un po' meno, è chiaro che siamo testati il 30 giugno, però è chiaro che già
insomma un po' di calciomercato è già esploso, lo abbiamo capito. Fine mese magari Va bene, intanto ti auguro un buon riposo perché dopo una lunga stagione ci vuole. Io vi ringrazio e ringrazio sempre la tua disponibilità, ringrazio di aver rivisto Claudio, anche se ci vediamo in estate al mare. Ci vediamo in costume, non è uno spettacolo. Vi vedete in relax. Non è un grande spettacolo. Purtroppo andiamo a mare insieme. Sì. Nello stesso lido possibilmente. È un lido bellissimo oltretutto. Immagino. Va bene, in bocca al lupo allora, buon riposo e poi vedremo cosa succederà. Grazie. Va bene, grazie a Claudio Cammarata, grazie anche al nostro Natale Serafino. Puntata che si chiude di penalty. Vi ricordiamo che siamo in onda su Gold 78 ogni domenica alle 19 sino alle 21, siamo in replica poi il lunedì dopo le 23:30, siamo in replica anche il martedì alle 20:30 sempre su Gold 78 e poi di sera alle 20:30 anche sul canale 114 per la fascia ionica di Persona TV. Vi diamo appuntamento a domenica prossima con una puntata un po' speciale perché rivivremo un po' le feste di tutte le società che hanno vinto i campionati, vi faremo rivedere anche la bellissima manifestazione che si è svolta a Enna proprio durante la settimana di Pasqua. Insomma, continueremo a raccontarvi il calcio dilettantistico siciliano e poi tra 14 giorni la puntata molto speciale di penalty perché lì sì che sarete tutti attenti perché ci saranno le presentazioni ufficiali delle nomination, quale migliore atleta, ma in modo particolare quale miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante, dirigente, allenatore del campionato di eccellenza e del campionato di promozione, mentre per quanto riguarda il campionato di prima categoria, come tutti ben sanno, i premi sono soltanto relegati al miglior giocatore tra i 7 gironi e al miglior allenatore e al miglior dirigente. Insomma, ci sarà un'atmosfera importante, quella che vivrete tra 15 giorni, quando appunto domenica alle 19 ritorneremo con lo speciale di penalty dedicato alle nomination dei Penalty Awards. Penalty Awards che invece sarà a vostra completa visione giorno 3 a Enna, al Teatro Garibaldi. Se volete venire a vedere l'evento, l'ingresso è completamente gratuito, altrimenti lo vedrete poi su Gold 78 domenica 9 alle ore 19. Insomma, continueremo a raccontare il calcio dilettantistico siciliano sempre in prima linea, lo facciamo ormai da 8 stagioni. Ringrazio in regia come al solito Andrea Salerno, coadiuvato da Roberto Di Marco, ringrazio l'editore Raffa e anche l'editore di Prima TV Mirko Leonardi. Vi do appuntamento alla prossima settimana puntuali alle 19 sempre su Gold 78 per parlare sempre di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.